Sociosanitari della casa di riposo Cesana Malanotti di Vittorio Veneto sospesi dal servizio. Entrambi sono indagati per maltrattamenti fisici e morali agli anziani ospiti della struttura. Nell'operazione del NAS altri 8 indagati. Ennesima truffa ai danni di un anziano 87enne di Ponte nelle Alpi, ma stavolta a lieto fine. La polizia individua e arresta trasfertisti della provincia di Bari, recuperata tutta la refurtiva. Nell'area islamica del cimitero di Padova l'ultimo saluto a Yahya Mohammedi, il piccolo di 3 anni e mezzo investito a Crocetta del Montello. Punzano, famiglia di Sinti fa costruire una piscina abusiva. Come la casa su un terreno pubblico, non pagano i lavori e il costruttore si rivale sul comune. Caldo e rischio incendi a Treviso, 22 chiamate al giorno ai vigili del fuoco, in mattinata intervento all'aeroporto per il surriscaldamento di un alimentatore a bordo di un volo Ryanair. Frane sul Monte Pelmo, giornata nera oggi, continue scariche di roccia che a ritmo sostenuto hanno tenuto tutti con lo sguardo rivolto alla montagna. Giro di vita a Cortina sul decoro pubblico, il comune emette un freno a vivacchi, comportamenti indecorosi e degrado, il provvedimento in vigore fino al 15 di ottobre. Delfino questa mattina in Canal Grande a Rialto, tra gondole e vaporetti, immediato l'appello del comune alla prudenza per la navigazione e per la tutela dell'incolumità del mammifero marino. In molti hanno scelto la montagna e i punti panoramici del territorio per assistere all'eclissi di sole di ieri sera, ma l'afflusso è stato talmente importante da provocare lunghe code sia all'andata che al ritorno. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque l'avete sentito con la cronaca, apriamo questo telegiornale. 2 operatori sociosanitari della casa di riposo Cesana Malanotti di Vittorio Veneto sono stati sospesi dal servizio. Entrambi sono indagati per maltrattamenti fisici e morali agli anziani ospiti della struttura. Atti di violenza fisica e morale e atteggiamenti di deliberata indifferenza ai bisogni di assistenza e cura degli anziani. Sulla base di questo quadro, il GIP di Treviso ha disposto la sospensione dal servizio di 2 assistenti sociosanitari della casa di riposo Cesana Malanotti di Vittorio Veneto. L'indagine dei NAS, coordinata dalla Procura di Treviso, parla di un clima di costante vessazione, paura e sopraffazione che incideva in modo significativo sulla qualità di vita e sulla dignità personale degli ospiti della struttura. Ai 2 OS, un 58enne di Ponte delle Alpi e una 65enne di Vittorio Veneto, viene contestato l'articolo 572 del Codice Penale, maltrattamenti aggravati contro persone anziane con disabilità. Il presidente del Malanotti, Giuseppe Maso, era a conoscenza da tempo delle indagini. I 2 dipendenti sospesi dal Tribunale non erano già in servizio da un mese. Nei confronti di uno dei 2 abbiamo già avviato un procedimento disciplinare. L'istituto non è parte del processo, valuteremo quando riusciremo ad avere accesso agli atti se costituirci parte civile, sicuramente chiederemo i danni di immagine e ovviamente seguiremo nel dettaglio la vicenda. Nel corso della stessa inchiesta sono anche stati indagati altri 8 operatori sociosanitari del Malanotti, avrebbero tenuto comportamenti omissivi nei confronti dell'atteggiamento dei colleghi. Perché non erano più in servizio questi 2 OS? Formalmente la comunicazione della sospensione è arrivata nei giorni scorsi, però loro hanno valutato, d'accordo con la direzione, di prendersi un momento di pausa e di riflessione in attesa degli sviluppi e ovviamente appena scadranno i giorni di ferie e le malattie verranno emessi i provvedimenti formali di sospensione. Quindi erano già coscienti del fatto che ci fosse un'indagine nei loro confronti? Sì, assolutamente sì. I NAS di Treviso hanno ribattezzato l'operazione Recidivum, considerandola la naturale prosecuzione di una precedente inchiesta che nel marzo di quest'anno si era conclusa con la condanna di un altro operatore sociosanitario della stessa RSA. Siamo preoccupati, naturalmente, non possiamo che esprimere solidarietà e vicinanza alle persone che stanno all'interno della struttura e ai familiari della persona eventualmente colpita. Può succedere, come è già successo, che ci sia qualche operatore che purtroppo non esegue il proprio lavoro con professionalità e empatia, mi viene da dire, ma ci sono tantissimi operatori, tantissimo personale che invece è di alto livello.
Ennesima truffa ai danni di un anziano 87enne di Ponte nelle Alpi, ma stavolta a lieto fine. La polizia ha individuato ed arrestato 4 uomini trasfertisti della provincia di Bari, recuperata tutta la refurtiva. È una battaglia che va combattuta sicuramente dal punto di vista repressivo, ma prima ancora dal punto di vista preventivo. Non conosce sosta l'odioso fenomeno delle truffe agli anziani ed è la cronologia degli episodi denunciati a Belluno a confermare l'attacco sfrontato alle persone sole e indifese. Dopo il caso che ha visto protagonista una novantenne della Pieve Castionese che grazie all'immediato allarme ha messo i carabinieri sulle tracce della finta poliziotta fermata a bordo di un treno con la refurtiva nel bagaglio, pochi giorni fa lieto fine anche per la truffa ordita ai danni di un 87enne di Ponte nelle Alpi, raggiunto da diverse telefonate. Dall'altra parte della cornetta un falso carabiniere. La targa dell'auto dell'anziano sarebbe stata clonata e utilizzata per una rapina e proprio in quella rapina sarebbero stati rubati dei gioielli. Il copione è quello oramai noto della truffa del finto appartenente alle forze dell'ordine. La vittima viene tenuta al telefono per ore, isolata da familiari e forze di polizia. Poi arriva il falso militare, entra in casa e si fa consegnare gli oggetti preziosi da verificare. Nel caso di Ponte nelle Alpi la consegna avviene addirittura 2 volte. La chiamata al 113 mobilita la squadra mobile di Belluno che si mette sulle tracce dei truffatori fermati a Cadola. A bordo dell'auto 4 uomini, tutti della provincia di Bari, un 49enne e 3 sulla Trentina. Solo uno di loro risulta incensurato. Gli investigatori ricostruiscono gli spostamenti del gruppo, partenza dalla provincia di Bari, una notte in un hotel a Marghera, quindi l'arrivo nel Bellunese. Un itinerario ritenuto compatibile con quello tipico delle bande trasfertiste specializzate in questo genere di truffe. Decisivo anche l'analisi del cosiddetto telefono citofono utilizzato per guidare a distanza chi entra materialmente nelle abitazioni delle vittime. E nella casa dell'anziano, infatti, vengono sottratti tutti gli ori presenti, alcuni di grande valore economico, altri soprattutto affettivo. Un particolare fotografa perfettamente il meccanismo della truffa. Quando arrivano gli investigatori, la cornetta del telefono fisso è ancora occupata. L'anziano è convinto che dall'altra parte ci siano ancora i carabinieri. La perquisizione dell'auto ha portato al ritrovamento della refurtiva, nascosto sotto lo sterzo dietro il vano della scatola dei fusibili. Un fulara conteneva circa 400 grammi di monili in oro. I 4 sono stati arrestati per truffa aggravata e trasferiti nel carcere di Baldenic. Dopo l'udienza di convalida, per loro è scattato l'obbligo di dimora nel comune di domicilio. Ricordo a tutti che nessuna forza dell'ordine è legittimata dal nostro ordinamento a ricevere alcun tipo di riscossione, né con monili d'oro né tantomeno con denaro, e di segnalare anche se sono semplicemente dei tentativi di truffa ai canali, ai numeri di emergenza, al 112 e al 113. Appello rivolto con tutta evidenza a chiunque si occupi degli anziani, familiari o badanti. Per i 4 malfattori sarà emesso il foglio di via obbligatorio da Belluno, assicura il questore Roberto Della Rocca, che il prossimo 21 agosto incontrerà i cittadini alla biblioteca di Lozzo di Cadore, dove è in calendario l'incontro I truffatori non vanno in vacanza. Ed ora una notizia che è giunta poco fa in redazione. Abbiamo ancora poche notizie, ma sappiamo che sono stati scoperti 2 cadaveri in avanzato stato di decomposizione a Fara Vicentino. Sul posto ci sono i carabinieri, i vigili del fuoco e il medico legale. Ovviamente ulteriori notizie e aggiornamenti di questo fatto nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. Ora andiamo avanti, andiamo a Padova, nell'area islamica del cimitero di Padova. L'ultimo saluto a Yahya Mohammadi, il piccolo di 3 anni e mezzo investito e ucciso a Crocetta del Montello. In un silenzio surreale gli uomini della famiglia Mohammadi hanno salutato il piccolo Yahya, la cui vita è stata spezzata lungo la strada a Crocetta del Montello, una cerimonia che si è svolta nell'area islamica del cimitero maggiore di Padova alla presenza di circa una ventina di persone, oltre ai familiari e alcuni membri della comunità islamica piacentina dove viveva il bambino con i genitori e 3 fratelli. Non è voluto mancare il datore di lavoro del padre del bimbo, una famiglia esemplare e tranquilla, gran lavoratore. Ho visto nascere questo bambino, l'ho visto crescere, ha spiegato Marco Crotti, titolare dell'azienda dove il papà del bimbo lavora. La piccola bara, la preghiera ed il dolore immenso e composto dei parenti.
quasi protetto dall'abbraccio della famiglia, la carezza di una mano sulla bara prima della sepoltura. La tragedia è avvenuta dopo una giornata di divertimento per Yaya ed i fratellini che insieme avevano giocato in un parchetto poco lontano dalla casa dei nonni. Poi in un attimo si è consumato il dramma. Il piccolo si è divincolato ed ha lasciato la mano di uno dei genitori. Ha attraversato la strada all'improvviso mentre stava arrivando l'auto guidata da un 21enne residente a Pederobba. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale ed ha disposto una perizia cinematica per chiarire l'intera dinamica dell'incidente. Il 18 agosto è stato fissato il sopralluogo nel punto in cui è avvenuto lo schianto, con la presenza anche dei professionisti nominati dalle parti. Ha aggredito e minacciato ripetutamente la compagna davanti al figlio neonato, trentenne di Cavallino Treporti, arrestato dai carabinieri. L'indagato si trovava già in affidamento in prova ai servizi sociali da ottobre del 2025. Aggredisce la compagna davanti al neonato e minaccia di portarselo via. Trentenne di origine straniera di Cavallino Treporti, arrestato dai carabinieri, perdendo così l'affidamento in prova ai servizi sociali disposto da ottobre dello scorso anno e venendo trasferito nel carcere di Padova. La spirale di violenza è iniziata la sera del 6 agosto nell'abitazione di convivenza, quando il trentenne ha stretto le mani al collo della compagna e prima ancora l'ha colpita con uno schiaffo per poi allontanarsi. Rientrato con la forza la mattina successiva, dopo vari tentativi di intrusione, l'indagato ha preteso le chiavi di casa minacciando la donna di distruggerle l'auto e di sottrarre il figlio di pochi mesi. La richiesta d'aiuto al 112 ha permesso l'intervento immediato dei carabinieri della locale stazione, che hanno bloccato l'aggressore e protetto la vittima, oppressa da un forte stato di soggezione psicologica. Colpiva la madre anziana e malata con pugni al petto, arrivando persino ad afferrarla al collo con entrambi le mani, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Una donna di 61 anni, residente annuale, è stata sottoposta ad una misura cautelare restrittiva. Nel pomeriggio del 9 agosto i carabinieri hanno dato esecuzione al provvedimento su delega della Procura della Repubblica. Per la 61enne è scattato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e il divieto assoluto di comunicare con lei in qualsiasi forma e l'applicazione immediata del braccialetto elettronico per monitorarne gli spostamenti. L'attività investigativa è nata a luglio scorso a seguito di una querela presentata da un altro componente del nucleo familiare preoccupato per la sicurezza dell'anziana. Famiglia Sinti si fa costruire una piscina davanti a casa. Peccato che l'area in cui sorge la villetta è comunale e loro sono abusivi. Non solo, ma hanno deciso di non pagare la vasca, così il costruttore ha trascinato in tribunale loro ed il comune di Ponzano Veneto. Il comune è stato chiamato in giudizio e deve rispondere a una richiesta di risarcimento rispetto a una piscina che è stata costruita abusivamente nell'area che oggi il comune sta tentando di vendere a chi vi abita, e cioè le famiglie Revac. Quale soluzione migliore per cercare refrigerio da questo caldo se non facendosi costruire una piscina a casa? Il costo della vasca però rimane insoluto, insomma nessuno paga. Così il costruttore, direttamente dalla Romania, pensa bene di trascinare in giudizio sia la famiglia che il comune di Ponzano, proprietario dell'area in cui sorge la casa. Eh sì, perché si tratta pure di una costruzione abusiva che l'amministrazione comunale sta cercando di sanare da anni. Rispetto a un'area che è stata sequestrata a suo tempo dall'amministrazione Massolini, in quanto costruzioni abusive, il comune aveva ordinato l'abbattimento che non era stato eseguito e quindi si era proceduto al sequestro dell'area. Dopo 20 anni circa stiamo tentando di vendere l'area ai soggetti che la vivono, e solo che nel frattempo una delle 3 famiglie che risiedono ha deciso malagolatamente di cominciare una piscina. Più che sanare la vicenda, si sta complicando ancora di più. Abbiamo dovuto procedere ad affidare il tutto a un legale che ci difenda, stesso legale che sta percorrendo il percorso per rivendere l'area attraverso un avviso pubblico a
che appunto vi risiede, e oggi sfortunatamente ci troviamo a dover rispondere anche di questo. Una storia che si trascina da anni tra bandi di gara che non hanno trovato ancora una soluzione e ora addirittura una piscina che ha trascinato il comune in tribunale assieme alla famiglia. Diciamo che in Italia nulla è semplice e ciò che potrebbe diventare una soluzione si sta complicando, quindi ci auguriamo insomma che il tutto finisca bene, che chiaramente chi ha costruito paghi anche il costruttore, per poi continuare il percorso di vendita dell'area. Perplesso il sindaco, ma le famiglie che oggi abitano in queste villette non sembrano essere toccate minimamente dal problema. Per ora, fino a quando dovranno comparire in un'aula giudiziaria. A Crespadoro non accenna ad attenuarsi il vasto incendio sul Monte Formiga, nonostante il rapido intervento di volontari e squadre dei Vigili del Fuoco. Nella notte le fiamme hanno ripreso vigore. Oltre agli elicotteri intervenuti con decine di lanci, è entrato in azione anche un Canadair. La Protezione Civile veronese monitora sul fronte sud verso Selva di Progno. Particolare apprensione destano i pascoli e le malghe che sorgono nei pressi. La centrale operativa dei Vigili del Fuoco riceve 22 chiamate al giorno per segnalazioni di problemi. Questa mattina interventi all'aeroporto Canova e al bosco del Madean. Siamo ovviamente in provincia di Treviso. La centrale dei Vigili del Fuoco è operativa 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e in questo periodo di particolare siccità i rischi e le chiamate aumentano. Sono ben 22 al giorno le segnalazioni che arrivano, contro una media di 19, nessuna delle quali viene sottovalutata. Nella nostra breve visita erano ben 3 gli interventi in corso all'aeroporto Canova per del fumo proveniente dalla powerbank di un passeggero su un volo Ryanair partito da Riga, a Resana per delle sterpaglie che bruciavano e nel bosco del Madean per un'auto incendiatasi sulla strada verso il rifugio Posa Puner. Quest'anno in particolare i valori hanno raggiunto livelli importanti che chiaramente rendono particolarmente secca la vegetazione, e pertanto qualunque azione anche non volontariamente pericolosa fatta dal cittadino può diventare una situazione che può evolversi anche a causa del vento in qualcosa di complicato e di drammatico. Tra l'altro esistono anche le autocombustioni, come per esempio per le balle di Siena. Sì, esiste poi anche il rischio di autocombustione, quindi di autoaccensione, dovuto a fenomeni vari di reazioni che si verificano in contesti in cui abbiamo dei prodotti vegetali o altro, e questo con le elevate temperature è statisticamente un fenomeno che aumenta. È una stagione caldissima e secca, dunque fare attenzione ai comportamenti a rischio è fondamentale. Sicuramente effettuare delle lavorazioni come saldatura o taglio di materiale ferroso in questo momento in prossimità di vegetazione, in prossimità di materiale particolarmente secco, rischia di essere causa di un principio di incendio. E a questo si possono aggiungere, ahimè, dei comportamenti assolutamente da evitare, quali potrebbero essere cercare di bruciare quei nidi di vespe, di calabroni che si trovano sugli alberi, che poi a causa magari dell'imprevedibilità degli animali portano quell'incendio a spostarsi nella vegetazione e a quel punto a poter prendere una piega che da fuoco controllato diventa a tutti gli effetti un incendio assolutamente incontrollato. Per non parlare poi dei device elettronici facili al surriscaldamento. Utilizzare quindi il buon senso per dare un ciclo di riposo anche alle macchine è utile a prevenire, così come è bene usare precauzioni e molta attenzione se si stanno per fare le grigliate di Ferragosto. Esistono tutta una serie di zone, quali aree adibite a picnic, piuttosto che zone specifiche in cui è possibile effettuare questo tipo di attività, perché sono aree costruite per accogliere questo tipo di attività, appunto, e talvolta però, dati gli spazi ristretti, ahimè la cittadinanza cerca ricovero in ambienti che non sono stati progettati e idonei per quel tipo di attività, e questo in condizioni meteorologiche anche avverse, quali potrebbero essere temperature elevate sommate magari a una giornata ventosa, rischiano di spostare il principio di fuoco, il principio di incendio da una zona a una zona in cui poi diventa complicato da gestire. Sugli incendi boschivi, in particolare quello di Miane, la cui competenza è regionale, i vigili del fuoco sono solo di supporto, perché in quelle zone particolarmente impervie possono arrivare per il momento solo i Canadair.
Frane sul Monte Pelmo, oggi se possibile la giornata peggiore, caratterizzata da diverse scariche di roccia che a ritmo sostenuto hanno tenuto tutti con lo sguardo rivolto alla montagna. 6 frane nel giro di pochi minuti. Alle 11.08 il Pelmo ha ricominciato a mandare segnali di sofferenza, di nuovo, ed è stato impressionante. Prima i boati, poi le scariche di roccia dal versante nord-ovest, la nube di polvere che in parte ha avvolto il Caregon del Padre Eterno. Da quel momento in poi sono state 4 ore di passione, perché i crolli si sono succeduti a distanza di poche manciate di minuti l'uno dall'altro, lasciando esposta la roccia ferita. Lo aveva detto il sindaco di Borca di Cadore in sopralluogo 2 giorni fa. La situazione è ben più grave di quello che si poteva immaginare e le frane di queste ultime ore sono tutte lì a testimoniare una situazione, certo non nuova geologicamente parlando, ma di grande impatto e che crea forte preoccupazione. Inevitabili i richiami agli escursionisti che affollano la zona: rispettate le ordinanze, non fate deviazioni che potrebbero mettere a repentaglio la vostra incolumità. Lo ribadisce il primo cittadino di Borca, lo suggerisce in queste ore anche il presidente della regione Alberto Stefani, anche se fino ad ora, oltre alle ordinanze comunali, non sono state assunte iniziative d'altra natura. Per la vigilia di Ferragosto potrebbe essere in programma un sopralluogo nel bellunese dell'assessora regionale alla protezione civile Elisa Venturini. L'indiscrezione però non ha ancora trovato conferme. Giro di vita Cortina sul decoro pubblico. Il Comune mette un freno a bivacchi, comportamenti indecorosi e situazioni che possono creare degrado o intralcio negli spazi pubblici. Siamo di fronte a dei fenomeni che lasciano molto perplessa la comunità, i cittadini, i nostri ospiti. La maleducazione, ahimè, insorge. E quando è troppo, parcheggi trasformati in area camping dove ognuno si sente libero di fare qualsiasi cosa, anche di dedicarsi all'igiene personale, bivacchi improvvisati in pieno centro, outfit oltre ogni limite di decenza. L'amministrazione comunale di Cortina d'Ampezzo ha detto stop, l'ha fatto con un'ordinanza d'urgenza che resterà in vigore fino al 15 ottobre. Non sarei mai voluto arrivare a predisporre un'ordinanza, ma gli anni stanno cambiando e ahimè purtroppo siamo di fronte ad azioni estremamente maleducate, poco rispettose della giusta convivenza che si deve apportare un pochino dappertutto. Diciamo che la montagna deve essere rispettata la comunità, devono essere rispettati i cittadini. Vietato perciò sdraiarsi sui gradini dei monumenti, nei parcheggi, sulle strade o sulle soglie degli edifici quando questo provoca intralcio o degrado. Stop anche a mangiare, bere, lavarsi o dormire in condizioni ritenute palesemente indecorose o tali da arrecare disturbo. E giro di vite anche sulle mise. Vietata la circolazione o la sosta con un abbigliamento manifestamente contrario al pubblico decoro e alla comune decenza. Ci sono in questo momento stiamo vivendo delle situazioni di forte imbarazzo, per cui con questa ordinanza do di fatto la possibilità agli agenti della Polizia Municipale di poter intervenire in virtù di una legge ben specifica e di un'ordinanza appunto che gli consente la possibilità di intervento. Contrastare gli eccessi che danneggiano tutti, l'obiettivo dichiarato, mentre l'assessore Ghezze precisa: non vogliamo fare guerra ai turisti. Nessuna azione contro qualcuno o contro nessuno, sono delle azioni che vogliono imporre il rispetto della giusta convivenza. Delfino avvistato questa mattina nel cuore di Venezia, in Canal Grande, a Rialto, tra gondole e vaporetti. Immediato l'appello del comune alla prudenza per la navigazione e per tutelare l'incolumità del mammifero marino. Eccolo il delfino avvistato nel cuore di Venezia, nelle acque del Canal Grande a Rialto, attirando l'attenzione e la meraviglia di residenti, turisti e passanti. Le immagini dell'insolito visitatore sono state rapidamente condivise online, accompagnate dall'immediato appello istituzionale per garantire la massima prudenza nella navigazione, al fine di preservare l'incolumità del cetaceo. Non sappiamo se è il nostro delfino nane, che ha frequentato in questi mesi il bacino di San Marco, o un altro esemplare.
Quello che a noi interessa come amministrazione, come responsabile del traffico acqueo, è di stare attenti a chi naviga, stare attenti all'incolumità dell'esemplare, per cui mi raccomando massima attenzione, come al solito andare piano e rispettare i limiti di velocità, ma soprattutto attenti a questo delfino. La priorità assoluta resta infatti la tutela dell'incolumità del delfino, esposto ai rischi legati al traffico acqueo, alle eliche dei vaporetti e delle imbarcazioni private. Per questo è stato diramato anche il codice di condotta in caso di avvistamento, con l'invito a comportarsi in modo responsabile, evitando ogni tentativo di avvicinamento forzato o di disturbo nei confronti del mammifero marino, che potrebbe disorientarsi facilmente. Perché è particolarmente fragile e per cui dobbiamo preservare la sua incolumità. In caso di avvistamento, i numeri da contattare per segnalare la sua posizione o un eventuale stato di difficoltà sono due: il 366 925 66 38, gestito dal team di esperti dell'Università di Padova, e il 1530, il numero blu di emergenza gratuito della Guardia Costiera. In molti hanno scelto la montagna e i punti panoramici del territorio per assistere all'eclissi di sole di ieri sera, ma l'afflusso è stato talmente importante da provocare lunghe code sia all'andata che al ritorno. Un ingorgo infinito. Buona serata. O ancora è quello che ha comportato la tanto attesa eclissi di sole di ieri sera sul Monte Grappa. Grande la partecipazione, con turisti e cittadini arrivati anche da fuori provincia per godersi al meglio lo spettacolo. Ma come potete vedere da queste immagini, per molti quello che doveva essere un evento da ammirare con il naso all'insù si è trasformato in una lunga attesa in auto, in mezzo a strade completamente intasate. Migliaia di persone che si sono riversate sulle strade nei punti panoramici sia della Piedemontana che sul Monte Grappa, e proprio sul Monte Grappa c'è stato un afflusso così importante che, considerate le dimensioni della strada, ha comportato inevitabilmente anche delle interruzioni del traffico e soprattutto dei blocchi legati a molte persone che poi hanno parcheggiato le auto lungo i cigli, impedendo di fatto che si snodasse la viabilità con un sistema regolare. Grandi aspettative per un evento straordinario, dunque. Aspettative purtroppo disattese, o per il traffico in tilt o per il meteo, che non era esattamente dalla parte degli spettatori. Il fatto che ci siano state tante persone inevitabilmente ha comportato anche dei disagi, non tanto qui in accesso, perché comunque il traffico già dal pomeriggio era intenso e sostenuto, qualcuno cercava anche il refrigerio legato alle alte temperature di queste giornate, ma soprattutto in fase di discesa, quando dopo magari non aver potuto vedere molto perché purtroppo le condizioni meteo hanno reso questo fenomeno non visibile in modo chiaro, è successo che tanti si siano riversati contemporaneamente in discesa, creando anche attese di mezz'ora, 40 minuti, un'ora per potersi muovere. Da una parte i disagi provocati dall'incredibile afflusso di persone, dall'altra il segnale positivo di un territorio che, anche in un giorno infrasettimanale, dimostra di avere una forte attrattività turistica. Moltissime attività commerciali ieri sera avevano registrato il sold out e di conseguenza questo non può che far piacere, perché dimostra che il nostro territorio ha comunque ancora una vivacità. Ma la polemica non è tardata ad arrivare, non solo tra i visitatori delusi. Sulla vicenda è intervenuto anche il leghista Giuseppe Paolin. Quella dell'eclissi sul Grappa è l'ennesima occasione persa. Da anni parliamo di MAB UNESCO, IPA, sviluppo turistico, valorizzazione culturale del Monte Grappa, tante parole, tanti progetti, tante passerelle. Poi arriva un evento come l'eclissi, annunciato, prevedibile da mesi, capace di portare migliaia di persone sul Grappa, e ci facciamo trovare completamente impreparati, traffico paralizzato, nessuna organizzazione, nessuna gestione dell'afflusso, e sarebbero bastati pochi volontari. Incidente con 2 feriti questa mattina lungo la A4 tra Padova e Vicenza. Nell'incidente un'auto ha preso fuoco. Vediamo il servizio.
Poco dopo le 5 del mattino i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l'autostrada A4 nel tratto tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Vicenza per un incidente stradale che ha coinvolto 2 veicoli, uno dei quali ha preso fuoco come conseguenza dell'impatto. Sul posto sono intervenute l'autopompa e l'autobotte della sede centrale di Padova e l'autopompa della centrale di Vicenza. Le squadre hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza dei veicoli e dell'area interessata dall'incidente. 2 persone sono rimaste ferite e sono state assistite dal personale sanitario del SUEM 118. Sul posto anche la polizia stradale e il personale dell'autostrada per i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità. L'intervento dei pompieri si è concluso dopo 1 ora e mezza. Traffico in crescita in queste ore per l'avvicinarsi del weekend di Ferragosto. Oggi e domani giornate di bollino rosso che lasceranno poi spazio ai rientri sabato e domenica. Il lungo fine settimana del 13-16 agosto sarà anche di traffico intenso sulle tratte gestite da concessioni autostradali venete. In A4 Padova-Venezia, passante di Mestre, tangenziale di Mestre e raccordo Marco Polo sono attesi in questi giorni tra i 565.000 e i 585.000 veicoli in transito. La giornata di maggior affluenza sarà quella di domani, che vedrà il picco di spostamenti in vista di Ferragosto, con maggior flusso atteso in direzione Trieste. Domani dunque bollino rosso con l'aumento delle partenze, ma anche il blocco del traffico pesante dalle 16 alle 22. Sabato e domenica giornate più tranquille con i tir praticamente sempre fermi, anche se i flussi aumenteranno sulle strade dei rientri, quindi in direzione Milano. Una villa palladiana salvata dal degrado negli anni '80 torna a fiorire. Villa Fornicerato a Montecchio Precalcino è in restauro. Questo edificio, con le sue ricerche, le sue scoperte, tutte rese immediatamente pubbliche e fruibili da tutti, rappresenta la riscoperta, la rinascita di un'opera assolutamente palladiana, che ha nel suo interno nascosti decine e decine di tracce del famosissimo architetto. A Montecchio Precalcino Andrea Palladio progettò circa nel 1565 un'opera non per un nobile o un notabile del tempo, ma per un proprio fornitore, quello che procacciava il legname per la maggior parte delle sue creazioni. Villa Fornicerato è stata inserita nel 1996 nella lista UNESCO, ma il suo passato recente è stato particolarmente travagliato. Ahimè, ci sono stati 50 anni di abbandono prima che arrivasse questo mecenato illuminato a salvarla nel 2017, ma la villa è stata abitata fino al 1971. Dopodiché ci sono stati dei proprietari, ma non hanno potuto effettuare alcun lavoro di restauro o comunque non era nel loro interesse fare alcun restauro conservativo. Di conseguenza la villa è diventata un bene occupato abusivamente da persone appunto sbandate o comunque persone che non avevano sicuramente a cura il bene, e di conseguenza in questi ultimi 50 anni la villa ha accelerato il degrado. Il prestigioso immobile però si appresta a cambiare registro. Non sarà destinata ad essere nuovamente una dimora, ma sarà utilizzata per ospitare iniziative e visite guidate per celebrare il suo creatore. È la precisa volontà dei proprietari attuali. Io, come proprietario, assieme a mia moglie, ho concesso in comodato d'uso assolutamente gratuito alla fondazione che porta il nome di questa villa, cioè Villa Fornicerato Foundation, una fondazione che comunque ho creato io, ma assieme ad altri aiutiamo a far rinascere questo bene. Adesso la fondazione è libera di usare in proprio questo bene come ne fosse la proprietaria. Ed è davvero tutto, ora sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata.